Amici dell'Hockeypista, buonasera. Ben collegati col Palazzo Maschini di Seregno. Tra pochi minuti inizierà l'incontro che vedrà opposti i padroni di casa del Seregno al roller hockey scandiano. Siamo alla fase di prova della pallina e mentre le squadre si preparano agli ordini del signor Veluti, io vado a leggervi le formazioni. Il Seregno presenta i portieri numero 10 Dimone e numero 12 Reggio, i giocatori esterni 4 Cirino, 36 Febbo, 3 Fiazza, 11 Giordano, 19 Tessarolo, 17 Luca Tremolada, 33 Marco Tremolada, 30 Vaghi e l'allenatore è Luca Geroni. Dalla parte opposta lo Scandiano presenta i portieri 1 Vecchi e 71 Raveggi e gli esterni 29 Barbieri, 5 Busani, 19 Cinquini, 9 Roca, 7 Deinite e 11 Ganassi. L'allenatore è Alessandro Cupisti. Squadre che si stanno schierando. Scandiano nel caratteristico hard tipo football americano, portiere sarà Vecchi, il numero gli esterni vediamo Deinite, vediamo Roca, vediamo Barbieri, e vediamo Nicola Busani. Seregno risponde con Reggio, tra i portieri di serata sarà Reggio. Vediamo Fiazza, Cirino, Luca e Marco Tremolada. L'arbitro Venuti dalle ultime indicazioni. Il portiere Reggio si attalta qualche secondo nella predisposizione dei parastinchi, qualche secondo ancora di attesa e poi inizieremo questa partita. Tutto a posto. Mamma, non posso parlare, sono al palazzetto. Metti. Partita iniziata, la prima azione di Scandiano, ma azione che si ferma ed è subito Seregno. Vediamo Fiazza, perde palla Fiazza, contropiede di Scandiano, il tiro di Deinite, la deviazione in tuffo plastico di Luca Tremolada, di forza Busani, Barbieri intercetta Fiazza che tenta la conclusione, ottima la risposta di Vecchi e riapre. Rapidi capovolgimenti di fronte, adesso è Seregno, il tiro di Tremolada e poi il tap-in di Cirino, forse la stecca era troppo alta. L'arbitro lascia giocare e sarà Scandiano. Già un paio di azioni da una parte e dall'altra.
Adesso pasticcia Scandiano, sarà ancora Seregno. Vediamo Cirino sul binario di sinistra. Cirino ora Tremolada, Fiazza. La conclusione di Fiazza, si perde a lato, poi recupera lo Scandiano e può ripartire. Vediamo i reggiani impostare la manovra. Libera Reggio, pallina all'indietro, Busani e Cirino, vediamo, saranno i reggiani in maglia scura a impostare questa azione. Roca, scusate, abbiamo portoghesizzato. Barbieri, Roca controllato da Cirino. Sbaglia l'appoggio all'indietro Barbieri e c'è una infrazione di 5 secondi dei Nite, non riesce a liberare in tempo, sarà palla in avanti per il Seregno. Seregno ancora in avanti, mischia furibonda la balaustra, succede un po' di tutto e l'arbitro decide che è fallo di Barbieri. Si è perso qualcosa? Non abbiamo capito che cosa, c'era un oggetto sulla pista, è stato rimosso, può ripartire il Seregno, palla in angolo, Tremolada verso il fratello Luca. Luca Tremolada potrebbe tirare, la conclusione sul primo palo Vecchi, ancora Luca Tremolada, tiro gol! 3 minuti e 39. Luca Tremolada è il più lesto di tutti a recuperare il rimpallo di Vecchi dopo il suo stesso tiro. La palla poi si infila nel 7 alto alla sinistra del portiere. Quindi Seregno 1, Scandiano 0, dopo che sono stati giocati adesso 4 minuti. Iniziativa personale di Luca Tremolada, ancora Seregno, Fiazza si decentra, appoggia dietro a Cirino, l'argentino appoggia ancora all'indietro per Luca Tremolada capitano per la squalifica di Alberio. Azione del Seregno interrotta per un fallo in attacco di Marco Tremolada. E quindi si riparte, 4 minuti abbondanti, Seregno in vantaggio 1-0 per la rete realizzata poco fa da Luca Tremolada. Beh, ancora Scandiano, Roca, Busani, la conclusione di Busani, la palla rotola, la conclusione ancora di Busani, la parata ancora di Reggio e poi c'è un fallo in attacco. Riparte il Seregno, forse pallina in movimento, ma l'arbitro non se ne avvede. Cirino dietro la porta. Tremolada. Fiazza.
e c'è un fallo ancora in attacco per il Seregno, già 2 falli, tutti e 2 in attacco, non una bella notizia. De Inite, fallo di Marco Tremolada. Roca, tentazione personale, gli rimane la pallina sulla stecca, la conclusione di De Inite, rimpallata da Fiazza, poi la deviazione di Busani, frettolosa e imprecisa, da ottima posizione, spreca Busani, sono quasi 6 minuti di gioco. Errore grossolano di Busani poco fa, che ha spedito a lato da posizione ottima. Fiazza, Cirino, Tremolada, Luca Tremolada non tira, contrastato da Barbieri, allora Marco Tremolada, 8 secondi per la conclusione, 5 secondi, Cirino la butta in profondità, può ripartire Scandiano, 45 secondi senza che il Seregno abbia trovato la via della rete, e sono ora i reggiani che impostano. Roca, Busani, Roca si accentra, cerca di far seguire De Inite, il triangolo non si perfeziona ed è gol. De Inite si apposta dietro la porta e da dietro a rimorchio arriva il numero 7, no scusate, era Busani che si apposta dietro la porta, e poi De Inite arriva a rimorchio da centropista, non viene contrastato adeguatamente, pertanto dopo 7 minuti, 6,58 per la precisione, si torna alla parità iniziale, 1-1, bella la manovra dello Scandiano, dobbiamo dire, sfruttato ottimamente la posizione dell'uomo dietro la porta, preciso il passaggio di Busani verso De Inite. De Inite ha trovato il binario giusto e quindi si riparte, si inizia a giocare ora, siamo ancora in parità, vediamo se il Seregno assorbirà questo, non lo chiamiamo colpo, ma insomma De Inite ha dato la sensazione di entrare nella difesa un po' come nel burro, e la mia dizione non rende neanche particolarmente giustizia al burro. Grandi pulizie sulla pista, vicepresidente Stefano Tremolada provvede all'incombenza, si riparte. Seregno con Fiazza sulla destra, binario di destra, l'appoggia all'indietro per Cirino, Tremolada, Fiazza, vediamo che c'è Luca Tremolada postato in mezzo, la risale, Luca Tremolada centropista, ora è Fiazza in mezzo all'area, Fiazza dà segno di uscire poi rientra, Fiazza in mezzo all'area poi esce, Cirino cerca di accelerare e liberarsi dalla marcatura, non gli riesce neanche questo, il tiro di Fiazza, una deviazione, la pallina si perde senza problemi a lato e può ripartire Scandiano. Roca, ancora Busani dietro la porta, questa volta Luca Tremolada ha capito lo schema e
blocca De Inite come si deve, vediamo contropiede del Seregno, 3 contro 2, Cirino perde la palla, dopo vola De Inite sul contrasto con Marco Tremolada, l'azione prosegue, l'arbitro dice che va tutto bene, la conclusione di Busani viene fermata da Reggio e quando si gioca da 8 minuti e mezzo Seregno decide di impostare con calma. Fiazza, Tremolada, Fiazza, vediamo Tremolada, Marco, Tremolada Luca, ora Cirino, il tempo scorre, 8 secondi per il tiro, tenta la conclusione Fiazza, oppone il guantone Vecchi, capovolgimento di fronte, impreciso il passaggio di De Inite per Busani, deve ripartire Scandiano, Barbieri, De Inite, davanti a sé Fiazza, De Inite appoggia Busani e poi spezza tutto Marco Tremolada, riparte il segno, potrebbe tirare Fiazza, il tiro viene deviato e l'arbitro lascia giocare. Con pallina allo Scandiano, ottimo l'anticipo di Fiazza che serve Marco Tremolada, l'appoggio per Cirino non si conclude per un niente e la palla rotola dalla parte opposta, potrebbe essere insidioso Busani, si chiude il Seregno ed entra Cinquini per Scandiano, ha preso il posto di Barbieri, primo cambio della partita, l'ha operato Cupisti, perde la pallina De Inite, Luca Tremolada cerca in mezzo Cirino, non arriva alla sfera, capovolgimento di fronte Cinquini, bravo Reggio in uscita, mischia furibonda, ci sono 6 giocatori in 2 metri quadri ed è Cinquini a uscire vittorioso e può ripartire De Inite, Cinquini, Busani, l'1-2 con Rocca e l'intervento di Reggio, ottima la parata in uscita di Reggio che nasconde poi la pallina con il corpo, sarà palla contesa alla destra del portiere seregnese, mentre Giaroni mette nella mischia Edoardo Febbo, fase un attimo di imprecisione, ma Seregno potrà impostare con Luca Tremolada per Fiazza, arriva Cirino, Edoardo Febbo, vediamo Fiazza cerca uno spazio che non c'è, allora decide di ragionare, Luca Tremolada la butta in mezzo per Cirino, viene contrastato da Cinquini, recupera Rocca, e può ripartire Scandiano, Busani, De Inite, c'è Busani in mezzo, lo vede De Inite, la conclusione è troppo imprecisa, niente, nessun pericolo per il segno, Fiazza ha una buona occasione, il tiro però è troppo esterno, aveva trovato un bello spiraglio Fiazza, ma la mira non è stata quella dei giorni migliori. Febbo, Fiazza, molto chiusa la difesa di Scandiano, pochi spazi per Seregno, vediamo Cirino sulla sinistra, non trova spazio per le sue accelerazioni Cirino,
E allora tenta il lancio a seguire Fiazza, nessuno dei suoi compagni capisce la sua intenzione, e ancora Scandiano, Deinite, Roca, viene accompagnato all'esterno, allora appoggia indietro per Busani, il lancio di Busani viene facilmente intercettato da Luca Tremolada e ora sarà Seregno a dettare la manovra. Luca Tremolada lascia Cirino, Roca blocca le accelerazioni di Cirino, vediamo Fiazza, lancio di Tremolada è utile per Febbo, ma l'attacco del Seregno non è ben posizionato. La conclusione di Febbo, bravo Vecchi a intercettare questo tiro che compariva dal nulla, ancora Febbo, arriva Febbo solo davanti al portiere, il suo rovescio si perde alla destra dell'estremo difensore, sbilanciamento difensivo poco fa della difesa di Scandiano, non ne ha approfittato Febbo. Sul capovolgimento di fronte non si perfeziona l'assistenza al centro per Deinite e quindi ancora Seregno. Da Febbo a Fiazza, ancora Febbo, Cirino prova a partire da molto indietro, la conclusione di Cirino sul primo palo, ben piazzato Vecchi. Cirino ha bisogno di spazio per esplodere la sua esplosività. I giocatori di Scandiano lo hanno imparato a riconoscere e non gli danno spazio, deve partire molto all'indietro. Vediamo ora i giocatori in maglia scura, Cinquini dietro la porta, mentre Seregno ha mandato in pista anche Tessarolo. Rocca la mette in mezzo, la deviazione a metà di Tessarolo e Cinquini, pronto per il contropiede del Seregno. Fiazza, la conclusione è alta. La partita vive di fiammate e di lunghi ragionamenti di manovra, anche di qualche imprecisione dobbiamo dire. Sostanzialmente in equilibrio, è giusto l'1-1 maturato finora per le reti di Luca Tremolada e di Deinite. Mancano meno di 9 minuti alla pausa. Cinquini ha una buona occasione, il suo tiro è pronto ma non preciso, il passaggio di Deinite in mezzo coraggioso ma non trova fortuna, passaggio no look, come dicono quelli bravi, senza guardare. E ancora manovra ragionata di Seregno. Fiazza innesca Febbo che aggira la porta, torna indietro Febbo. Nessun giocatore di maglia bianca a proporsi in mezzo. La conclusione di Fiazza, la parata di Vecchi e sul capovolgimento di fronte. Libera Scandiano, Roca, la conclusione di Busani, non trova la porta. Cirino, Tessarolo, Cirino, Febbo, Tessarolo, pronto alla conclusione sui parastinchi di Cinquini, ancora Tessarolo, 20 secondi per la manovra del Seregno, Cirino ha uno spazio, la conclusione, la parata di Vecchi ed è gol!
17:37. La conclusione di Cirino, la parata di Vecchi che però non nasconde la palla e da pochi centimetri Fiazza è bravo a trovare la carambola giusta, la palla si impenna, supera il portiere reggiano, quindi Seregno ritrova il vantaggio. Seregno ritrova il vantaggio quando l'orologio dice che mancano 7 minuti e 23. E su questo vantaggio le squadre sono ora in panchina a parlarci sopra. Bella l'azione di Cirino, il suo tiro. Vecchi ha intuito bene la traiettoria, si è opposto bene, ma non ha avuto il guizzo che era necessario per allontanare o forse meglio in questo caso nascondere la pallina. E Fiazza è stato il più reattivo di tutti, dunque 7:23 da giocare. E si riparte. Scandiano ancora a rincorrere. Cinquini in angolo. Rocca. Barbieri. Contenuto da Marco Tremolada. Rocca dietro la porta. Intervento irregolare del portiere. Intervento irregolare del portiere. Sarà punizione dall'angolo, non è fallo di squadra questo. Punizione dall'angolo per Scandiano. Reggio si oppone a Rocca, poi ancora bravo Reggio a fermare Cinquini. Lesto questa volta Febbo a recuperare la pallina e Seregno si riporta dalla parte opposta. Fiazza. Febbo. 6 minuti da giocare. Perde la pallina Tessarolo. Rocca. Febbo intercetta il tiro. Barbieri serve dei Nite. La conclusione, la Busani, scusate. La conclusione di Busani viene rimpallata. Ancora Busani dietro la porta. Cercano di proporsi in mezzo all'area i giocatori dello Scandiano. Vediamo la pallina in mezzo. Viene allontanata dalla difesa del Seregno. E riparte ancora Scandiano. Cinquini. 3 secondi per Scandiano per prendere il tiro. La conclusione di Rocca. Scadono i 45 secondi, mancano 5 minuti alla fine. E Seregno ha questa azione offensiva. Tessarolo. Tremolada. Fiazza in angolo, non si propone nessuno in maniera adeguata, riparte all'indietro Febbo, scontro a centropista tra Rocca e Marco Tremolada. Marco Tremolada frana a terra. L'arbitro propende per lo scontro di gioco. Marco Tremolada dovrebbe uscire secondo noi, invece no, l'arbitro lo lascia dentro lo stesso. Cirino,
Fiazza, Cirino, Tessarolo, 5 secondi per il tiro, Tessarolo liscia la pallina e la regala a Scandiano. De Inite, Roca, contrastato da Tessarolo, c'è Barbieri dietro la porta, Seregno molto più coperto ora quando i giocatori di Scandiano prendono la parte posteriore della porta. Barbieri, la conclusione di Barbieri, la parata di Reggio che intuisce la pallina in mezzo al traffico, più che vederla. Ancora Scandiano, Roca contenuto con le buone o con le cattive da Fiazza. Il numero 5 del Seregno viene ora gettato a terra da Barbieri. Fallo di squadra, questo numero 3 per Scandiano. Tessarolo, Tremolada, Fiazza potrebbe finta il tiro, poi si vede la strada chiusa e non tira. Ancora Fiazza, Tremolada, gira Seregno ma non sembra trovare la chiave, sbaglia Tessarolo, regala questa conclusione a De Inite, conclusione forte ma imprecisa. Ancora De Inite, manovra un po' farraginosa quella del segno di impostazione. Vediamo Rocca che serve in mezzo Busani, la pallina colpisce la traversa, ancora Rocca, palla in mezzo, la manovra viene interrotta da Fiazza, arriva Cirino, fermato in qualche maniera dalla difesa e in qualche maniera anche Tessarolo riesce a uscire da una situazione difficile, tenta la conclusione che si rivela un assist per Marco Tremolada, riparte con calma il Seregno. Scandiano poco fa vicino alla rete con un tiro di Busani che si è stampato nella parte bassa della traversa e poi è uscito. Ora Marco Tremolada cerca fortuna in mezzo all'area, sgomita un po' con Cinquini, l'arbitro lascia giocare, tenta una rovesciata Fiazza che non riesce. Ma Fiazza, è lo stesso Fiazza a recuperare la pallina, De Inite. Sarà palla in angolo per Scandiano, ma è ancora il momento di parlarci su quando manca 1 minuto e 40. Seregno avanti 2-1, partita che vive di trame molto lunghe. Scandiano privilegia la qualità individuale soprattutto di Roca e di Busani. Seregno tenta la manovra avvolgente, in qualche caso però impressione che manchi il filo conduttore. Quindi partita con molte pause, qualche fiammata e anche qualche ruvidezza come proprio di questo gioco. Un minuto e 40, 100 secondi. De Inite parte molto dal basso questa azione di Scandiano, Busani elude Tremolada, la rete! Busani elude la guardia di Tremolada
arriva dei Niti a rimorchio, e quando manca 1 minuto e 24 ancora Busani assistment, ancora dei Niti a rimorchio e siamo 2-2. Scandiano quindi trova il pareggio sull'asse Busani dei Nite e vediamo come ora Seregno gestirà questi ultimi 84 secondi. Affida la pallina a Fiazza, ora Cirino, accelera Cirino, la conclusione di Cirino, la parata di Vecchi, bella conclusione di Cirino, ma Vecchi era ben piazzato, sul capovolgimento di fronte molto reattivo Reggio, che spezza la manovra e spazza l'area. Luca Tremolada, De Nite lo contiene, lo contrasta, ancora Luca Tremolada in angolo, frana a terra Luca Tremolada. Ma l'infrazione del giocatore del Seregno che recupera ancora la pallina, 47 secondi, Fiazza, vediamo se Seregno porterà l'orologio in prossimità dello 0 prima di concludere. Sembra che questa sia l'intenzione dei padroni di casa. Luca Tremolada, Fiazza, Luca Tremolada, c'è una differenza di 2 secondi tra l'orologio di tiro e l'orologio di gara, 18 secondi da giocare. Marco Tremolada gestisce con un po' di fatica il controllo, la butta in mezzo per Fiazza, Fiazza deve fare gli straordinari per recuperare. L'ultima conclusione è di Busani, la parata di Reggio, e su questa parata di Reggio suona la sirena e quindi al Palazzo Maschini di Seregno siamo ora all'intervallo con le squadre sul punteggio di 2-2 e noi vi diamo appuntamento tra una decina di minuti per il secondo tempo. Grazie.
coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno, insieme.
Sì, dai. Siamo nuovamente collegati con il Palazzo Maschile di Seregno per il secondo tempo di questa partita tra Seregno e Scandiano. Risultato ancora in bilico sul pareggio, siamo 2-2. La partita è iniziata da qualche secondo, giusto il tempo per far rimbalzare la pallina fuori dalla pista, colpendo il tecnico Bistecca Molteni. Niente di grave, era una pallina molto lenta. L'interessato sorride e Seregno attacca. Marco Tremolada, Cirino, la verticalizzazione di Cirino, la conclusione, la deviazione di Deinite, recupera Cinquini. Riparte ora Scandiano, Deinite sul binario di sinistra, controllo laborioso di Deinite, arriva Busani in suo soccorso, Busani, azione di Busani fermata da un fallo, l'arbitro non ravvisa gli estremi per il vantaggio, la conclusione di Busani. La pallina per un attimo controllata da Deinite e poi può ripartire Cirino, pronta la sua conclusione, forte ma imprecisa, recupera Luca Tremolada in appoggio a Marco Tremolada, Cirino gli fa da trenino in avanti, la conclusione di Marco Tremolada però è velleitaria. Ma è ancora Seregno, ancora Cirino pronto, azione solitaria di Cirino, rimpallato il suo tiro, ma è ancora Seregno a gestire il controllo delle operazioni. Luca Tremolada, la conclusione di Cirino, il rimpallo di Marco Tremolada, Vecchi è bravissimo a bloccare la pallina, bene la conclusione di Marco Tremolada, altrettanto pronta la reazione del portiere emiliano, ancora Marco Tremolada dietro la porta, non trova spazio davanti a sé, riparte Scandiano, Barbieri, la sua conclusione, gol! La conclusione di Barbieri, il rimpallo di Reggio devia, ma arriva a rimorchio, ci sembra e quindi passa in vantaggio Scandiano. Azione estemporanea in contropiede degli emiliani. Ed è Barbieri a segnare su un tiro rimpallato da Leonardo Reggio. La conclusione di Marco Tremolada, la deviazione di Cirino non trova fortuna. 3 minuti giocati. Busani contro tutti, perde la pallina Busani, Fiazza tenta il ribaltamento di fronte. Adesso abbiamo la situazione di Scandiano avanti, Busani, la conclusione, bravo Reggio in uscita, sente la pallinata Reggio, probabilmente ha preso la coscia, cosa che capitano ai portieri, però molto bravo il portiere del Seregno in uscita, cade Cirino sull'intervento di Barbieri, l'arbitro dice che non è successo niente,
Sul capovolgimento di fronte Barbieri fermato ancora da Reggio. Adesso vediamo questo tema tattico inedito per la partita, con Seregno che deve recuperare. Fino ad ora sono stati gli emiliani sempre in svantaggio o in parità, per la prima volta in vantaggio Scandiano. Vediamo Seregno come reagirà in questa situazione. Luca Tremolada appoggia in avanti per Marco Tremolada, ora Cirino sulla sinistra, accelera, la butta in mezzo, ferma Busani che con ordine smista la palla al di fuori dell'area. La palla lunga, senza problemi per Reggio. Luca Tremolada, perde la pallina, contropiede di Scandiano, 2 contro 1. Ma la palla di Barbieri non arriva a Cinquini e sul capovolgimento di fronte la bomba di Cirino viene contrastata da Vecchi. Ancora, questa volta Marco Tremolada tenta un tiro nel traffico, non trova fortuna, poi Marco Tremolada spezza la manovra avversaria. Sul proseguo dell'azione fallo di Deinite su Marco Tremolada, l'arbitro fischia, Marco Tremolada protesta in modo plateale, momento di indecisione in pista, ha battuto o non ha battuto? Ha battuto o non ha battuto? Non aveva battuto, c'era da asciugare la pista. Quasi 5 minuti giocati, Scandiano avanti nel punteggio per 3-2. Da Mauro Fiazza a Marco Tremolada, in mezzo per Luca Tremolada, Marco Tremolada solo davanti al portiere, molto reattivo Vecchi, spezza la manovra, bella però l'intesa degli attaccanti seregnesi che hanno portato Marco Tremolada solo davanti al portiere, recupera la pallina Cirino, che ora si proietta in avanti, la conclusione di Cirino, la parata di quella di Vecchi. Serie di conclusioni del Seregno, ma Vecchi è ben posizionato. Rocca ora sulla sinistra, Busani dietro la porta, posizione da cui ha fatto molto male al Seregno in questa partita. Mischia sotto la porta di Reggio, contropiede del Seregno, 3 contro 2, Fiazza si arresta, deve tornare indietro, persa il vantaggio numerico, tiene la pallina Marco Tremolada, ora dialoga con Fiazza, Marco Tremolada cerca l'azione a percussione, la conclusione di Marco Tremolada, il tap-in di Luca Tremolada, serie di rimpalli, si chiude a riccio la difesa reggiana. Cirino in profondità per Luca Tremolada, manca un secondo per concludere, può ripartire quindi Scandiano. Altro possesso senza conclusioni per Seregno, non è il primo. Seregno non trova la chiave per scardinare la cassaforte chiusa da Scandiano. Rocca per Busani, ancora per Rocca dietro la porta, arriva il rimorchio Deinite, gol! L'assist di Rocca da dietro la porta.
quello dell'uomo dietro la porta, di Scandiano. Allunga quindi Scandiano, 4 reti a 2, 7 minuti e 03. Reggio sistemato l'armatura, Seregno ora ha 2 reti da rimontare, ecco la conclusione di Luca Tremolada, poi Febbo viene sbilanciato al momento della conclusione. Ottimo intervento di Reggio a spezzare la manovra degli ospiti, vediamo Luca Tremolada cerca spazi, si chiude la difesa davanti a lui, recupera ora pallina Febbo, Fiazza, Febbo, Cirino accelera sulla destra, la conclusione di Cirino, si allunga Vecchi. 8 minuti giocati. Recupera ancora Seregno. La conclusione di Febbo, completamente fuori da ogni misura. Non un passaggio, non un tiro. Facile per Rocca. Recuperare e impostare, Rocca appoggia all'indietro, Barbieri ora in possesso di pallina, Rocca all'indietro per Busani, Barbieri ha davanti a sé Febbo, 10 secondi per andare al tiro. Va ora al tiro Barbieri, tenta di recuperare Deinite, non ce la fa e sarà Seregno a gestire la prossima manovra. Cirino, Luca Tremolada, Febbo, Luca Tremolada molto all'indietro, si proietta in avanti, la difesa chiude davanti a lui, Fiazza cerca di accelerare, Cirino, Fiazza dietro la porta, ora Cirino potrebbe tirare, la conclusione di Cirino non trova lo specchio della porta, tiro molto ben preparato quello di Cirino, esecuzione un po' da rivedere, palla in mezzo di Febbo per Cirino, in qualche maniera Vecchi la sbroglia, da Rocca a Deinite. Sta per spirare il 10° minuto con Scandiano avanti 4 reti a 2. Usani, Rocca, Barbieri, Deinite, la conclusione di Deinite, la palla viene rimpallata da Luca Tremolada, Cirino appoggia Febbo in mezzo per Fiazza. Vecchi tentenna, alla fine libera, indeciso se bloccare la pallina o no, alla fine tentenna, la conclusione di Febbo, ancora la parata di Vecchi. Pericolosamente il Seregno affacciato dalle parti di Vecchi. E ora Cirino dietro la porta, solo contro 2. Con le buone lotta fisica tra Cirino e Deinite, alla fine il fallo dell'Argentina in maglia bianca, 14 minuti e 10 da giocare, time out chiesto dalla panchina del Seregno, con Scandiano sta giocando di esperienza, rallenta e poi riparte.
Scandiano, che notiamo ora ha messo in pista il portiere di riserva Raveggi. (14:10) a giocare, 4-2 per Scandiano. Scandiano che ora ripartirà dalla sua metà pista con Roca. Scandiano ora ha in pista anche Ganassi, che butta la pallina in rete, ma la pallina era oggettivamente a un'altezza ingiocabile per regolamento, più o meno a 2 metri da terra. Giusta la decisione di annullare questa rete. Ma Scandiano in avanti. Recupera Tessarolo e commette fallo Cinquini. Quinto fallo di squadra. Sono 5-5 i falli, siamo molto lontani dal bonus. Mancano 13 minuti. Cirino accelera, guarda in mezzo, alza la pallina Raveggi, tenta la volée Febbo, poi recupera Cirino con molto entusiasmo. La conclusione di Tessarolo, spettacolare intervento con i gambali di Raveggi. Intervento a beneficio dei fotografi, però assolutamente efficace. Chiama il gioco a 2 Cupisti. Dalla panchina arriva Deinite rimorchio e ancora parata di Reggio. Gli inserimenti di Deinite sono la autentica spina del fianco della difesa del Seregno questa sera. Cirino, Fiazza, Tessarolo, Cirino. La volée di Cirino ha servito da Fiazza, tiro debole, oltre che molto fuori dallo specchio della porta. Capovolgimento di fronte, Ganassi per Cinquini. Roca all'indietro, gestisce la pallina Roca. Deinite, all'indietro Deinite per Roca. Deinite, 7 secondi per il tiro. E alla fine niente di fatto per l'azione di Scandiano. Tessarolo, palo! Azione personale di Tessarolo. Si stampa sul palo, Raveggi era strabattuto. Intervento ruvido di Febbo, l'arbitro lascia correre. Fiazza, si rialza Cinquini.
Poco fa un palo di Tessarolo. Piazza la parata con la maschera di Raveggi, ancora vicino alla rete dell'accorciamento delle distanze. Fallo per i padroni di casa, e Cupisti decide che è il momento di parlarci sopra per come gestire questi ultimi 10 minuti. 10 minuti che Scandiano affronta con un doppio vantaggio. Seregno che non demorde, anche se in questo momento sembra prevalere l'iniziativa individuale, come quella di poco fa di Riccardo Tessarolo, il cui tiro ha baciato il palo. Però è Scandiano che gestirà questo frangente offensivo. Ripartiti dunque. Busani, Rocca, Busani, contrasto tra Cinquini e Fiazza, l'arbitro assolve tutti nel dubbio. I due hanno giocato, sono contrastati ignorando la pallina. La conclusione di Cirino, il rimpallo sul capovolgimento Rocca, la conclusione, la palla si impenna. Cinquini decide di non giocarla, sarebbe stata infrazione. Febbo, la conclusione, il guantone di Raveggi, Tessarolo, Cirino, Tessarolo, Cirino, 8,40 da giocare, Fiazza finta il tiro, Tessarolo, Cirino, finge di accelerare, affida la pallina a Fiazza, cerca uno spiraglio Fiazza, binario di destra, la mette in mezzo, ci arriva Febbo ma non, deviazione imprecisa. Febbo, Tessarolo potrebbe tirare, la sua conclusione, il guantone di Raveggi, il tapin di Fiazza contrastato da Rocca in mezzo all'area. 8 minuti da giocare. Cirino recupera, si butta in mezzo, cerca di giocare di sponda col portiere, la pallina danza pericolosamente in area, ma Febbo non trova lo spiraglio per scaraventarla in fondo al sacco. Cirino ha tentato di giocare di sponda con la schiena del portiere, il gioco non è riuscito, 7,30 da giocare. Rocca la butta in mezzo, la conclusione, serie di rimpalli, Reggio ci aveva messo i gambali, Tessarolo, Fiazza, tiro dalla lunga di Fiazza, diventa un passaggio per Cirino che serve in mezzo Febbo, ancora Cirino, Tessarolo e Cirino non si capiscono, Fiazza potrebbe tirare, la sua conclusione è sopra la traversa, ma è Febbo che con la collaborazione di Cirino recupera la pallina.
9 secondi da giocare, Cirino in posizione propizia, la sua conclusione però non è precisa, ed anche Fiazza, la sua questa volta è lenta, e Scandiano sbroglia anche questa matassa. Scandiano sbroglia anche questa matassa, ci avviamo agli ultimi 6 minuti di gioco. Il doppio vantaggio di Scandiano comincia a avere proporzioni rassicuranti, ma Seregno non demorde. Cirino travolto dalla sua stessa foga. Recupera la pallina Fiazza. Cirino solo davanti al portiere. Raveggia il guizzo giusto. Cirino ben lanciato da Fiazza solo davanti al portiere. Non ha trovato lo spiraglio per far male all'estremo difensore emiliano. Bella l'azione creata, non la conclusione. Busani il suo tiro, Reggio raccoglie la pallina e la accompagna verso Cirino. Riparte Tessarolo, Tessarolo la butta in mezzo, cercando una deviazione che non c'è. Ultimi 5 minuti. 5 minuti di strenua difesa per Scandiano, 5 minuti di assalto disperato per Seregno. Ed è il momento di Luca Vaghi. Luca Vaghi, classe 2009. Grande speranza del vivaio seregnese. Giaroni gli regala 5 minuti di scuola. Tessarolo, la conclusione di Tessarolo rimpallata dai parastinchi di Barbieri. Tessarolo, Fiazza, la conclusione di Fiazza, gol! Un diagonale che Raveggi probabilmente vede all'ultimo momento e che quindi si lascia sfilare sul primo palo. Mauro Fiazza regala col suo gol al pubblico qui del Palazzo Maschile di Seregno, ma anche al pubblico a casa, un finale che si preannuncia denso. Un gol da difendere per lo Scandiano, un gol da rimontare per il Seregno. 234 secondi. 234 secondi. Seregno Rocca, perde la pallina Rocca, la recupera Cirino. Fiazza, la conclusione di Fiazza, ancora Fiazza. Barbieri, capovolgimento di fronte, gol. Sul capovolgimento di fronte ha angolato la conclusione, non forte, probabilmente c'è stato un rimpallo, non brillante probabilmente Reggio come in altre occasioni questa sera, e Scandiano rimette subito la partita sul doppio vantaggio.
Ora Cirino tenta di buttarla in mezzo, pallina viene rimpallata, fallo di Marco Tremolada. Fallo di Marco Tremolada e punizione per Scandiano. Reggio neutralizza la pallina, poi Vaghi la appoggia a Fiazza che innesca Marco Tremolada. Marco Tremolada, Fiazza la conclusione, non trova la porta, recupera De Inite, Rocca, De Inite perde la pallina, Fiazza rinviene su di lui De Inite, 2,40 da giocare. Fallo in attacco, fallo in difesa per il Seregno, il fallo numero 8. Rocca davanti alla porta, la palla rimbalza su Reggio, si impenna. Rocca la rete di Rocca, inserimento freddo e lucido di Alejandro Rocca. 6-3 a 2 minuti e 33. Partita che forse è ai titoli di coda. Vediamo Busani contro Reggio, gol! Ancora rete, ancora palla. 7-3, momento drammatico del Seregno che in una manciata di secondi ha incassato la bellezza di 3 reti in 1 minuto e mezzo, e da una partita riaperta. Seregno ora in una partita possiamo dire chiusa, a meno di miracoli. Vediamo Vaghi, la sua conclusione, la parata di Raveggi. Busani in mezzo per De Inite, questa volta la difesa del Seregno la meglio. Luca Tremolada, la conclusione, velleitaria. Pasticciano, non si intendono Fiazza e Vaghi. Ma Raveggi ha un problema alla maschera, ferma l'azione. 1 minuto e 30. Scandiano avanti 7-3. Scandiano avanti 7-3. E vediamo se la partita ci riserva ancora qualche emozione. Sarà difficile. Il vantaggio di Scandiano è molto importante. 4 reti sono veramente un'enormità. La conclusione di Fiazza, la parata di Raveggi, da Vaghi a Cirino, Vaghi, gol! Del Seregno alla partita. Seregno non ci sta. La rete di Luca Vaghi, bella combinazione con Cirino, molto freddo il giovane bomber seregnese. Fiazza recupera la pallina Fiazza, ma lo contiene Barbieri, che poi serve De Inite in angolo. Corre l'orologio, il fallo di Fiazza su De Inite. Nono fallo di squadra per il Seregno.
Nel frangente è un fallo che ci sta, Deinite protesta, il fallo c'era, è nella dinamica del gioco in questa fase. Ultimo minuto, recupera la pallina il Seregno, regolare l'intervento di Cirino, dice l'arbitro, poi sbaglia Vaghi, rinviene Vaghi in marcatura, 50 secondi, Rocca serve Deinite, Deinite tenta la conclusione, rimpallata da Fiazza e riparte il Seregno, Luca Tremolada, Fiazza ha la meglio Vareggi nel duello, 30 secondi, Vaghi la sua conclusione, affrettata, ma oramai mancano 20 secondi, Fiazza, sbaglia Fiazza, Busani per Deinite, non arriva il passaggio di torno a Busani, 8 secondi, la conclusione di Fiazza, non trova la porta, era questa l'ultima azione della partita che quindi si conclude con la vittoria di Scandiano per 7-4, un risultato meritato il successo dello Scandiano, dobbiamo dire, più pragmatico nei momenti in cui serviva essere pragmatici, punteggio forse troppo severo per Seregno, che ha pagato l'imbarcata dell'ultimo minuto e quindi sul punteggio vado a ricapitolare i marcatori per Seregno, per Scandiano, scusate, 3 gol Deinite, 1 Busani, 1 Roccia e 2 Barbieri. Per il Seregno 1 Fiazza, 1 Cirino, 1 Tremolada e 1 Vaghi, quindi sul punteggio ricordate il punteggio, Scandiano 7, Seregno 4. Auguro ai nostri spettatori un buon proseguimento di serata e arrivederci al prossimo appuntamento con l'Hockey Pista.